Buongiorno, mi chiamo Viorel Strainu, studio a scuola ENEP Isola della Scala, sono nel terzo anno formativo del settore meccanico. Il mio formatore di meccanica è Davide Pratto e vorrei fare un piccolo tutorial sull'utilizzo del simulatore contronomerico. Una volta lanciata il programma, possiamo vedere il nostro torno contronomerico nel 3D. Guardando sul display possiamo vedere il pulsante premuto di emergenza, quindi lo togliamo. L'allarme vuol dire che il portellino è aperto, quindi lo chiudiamo. Andiamo a avvicinarsi nella vista 2D per vedere meglio il nostro pezzo. Andiamo a prenderci un utensile esterno da sgrossatura, lo posizioniamo nella torretta numero 1, ok? Ci prendiamo i parametri del nostro pezzo grezzo, prendiamo un diametro 60, lungo 150, il pezzo come vediamo si rimette automaticamente. Andiamo con il nostro utensile a posizionarlo nel punto 0 del pezzo. Adesso dobbiamo dire alla macchina che questo è il nostro punto di partenza, cioè il punto 0. Andiamo nell'offset, work, prendiamo che l'asse X è 0, misura, Z 0, misura. Ok, come possiamo vedere le nostre coordinate ci fa vedere che questo è il nostro nuovo punto 0 del pezzo. Adesso andiamo con utensile nel punto 0 macchina. Andiamo in Edit, Program. Qua possiamo vedere il mio programmino che l'ho fatto prima per farvi vedere come funziona il simulatore. Qua ci fa vedere tutto il percorso che farà l'utensile. Come possiamo vedere sono due linee, una tratteggiata e una continua. Quella tratteggiata vuol dire che il modo di lavoro è un rapido, invece quella continua è quella che è il modo di lavoro quando lavora. Andiamo a lanciare il programma. Entriamo nel MEM, single block e ciclo start. Lanciamo il programmino. Come possiamo vedere le coordinate si spostano nel rapido in x0, z5. Ok. È partito il mandrino, si è preso i parametri di taglio e quant'altro.
Come possiamo vedere, il nostro pezzo è finito. Possiamo andare nell'ultimo passaggio, misura, di verificare se corrisponde con quello che abbiamo programmato. Grazie per aver visualizzato questo video tutorial, vi auguro una buona giornata e arrivederci.